È instancabile. Famiglia e lavoro diventano per lui un tutt'uno nello stesso ambiente di vita. Egli sa armonizzare vita di famiglia e lavoro. Il suo lavoro gli piace, diventa per lui un'arte. Così pure il rapporto con le persone. Un ristoratore appassionato, un artista dei fornelli, per tutti il re del pesce, così era stato ribattezzato Gianfranco Menegaldo, salutato per l'ultima volta nella sua monastiera, in tutti la consapevolezza di un pezzo di storia di Marca che se ne va a 82 anni dopo una grave malattia ai polmoni. Menegaldo dal 1960 gestiva la locanda di famiglia dopo l'improvvisa morte del padre che lo aveva costretto ad abbandonare la sua altra grande passione, quella per il ciclismo. Nelle parole del parroco, l'accostamento tra i suoi banchetti e quelli biblici, la convivialità come valore e senso delle relazioni umane. A mensa poi si sta volentieri, sono i momenti più belli, soprattutto quando è festa. Ci si ritrova insieme, si condivide, ci si conosce e si approfondisce l'amicizia e i legami tra le persone. Gianfranco, possiamo dire, ha fatto di tutto questo lo scopo della sua vita. Una vita dedicata anche alla moglie Bertilla, alle 3 figlie e ai 4 nipoti, a loro il compito di tratteggiarne il profilo più intimo. Sei stato il nostro punto fermo, la nostra fonte di ispirazione e la nostra roccia. Ci sei sempre stato accanto, sei stata la spalla sulla quale piangere nei momenti difficili ed il riferimento che ci dava la forza di guardare avanti. Ti promettiamo che ci prenderemo cura di nonna, la donna che è stata la tua compagna di vita per oltre 60 anni. A loro è arrivato l'abbraccio della comunità di Monastiera che si prepara ad abbracciare un'altra famiglia, quella della piccola Nicole Volpato, uccisa a 12 anni da una leucemia. L'ultimo saluto mercoledì alle 15.